Presidente. Sì, allora, il tema delle concessioni è un tema abbastanza complesso. Adesso, non per intuzzare sempre Mestriner, che poi alla fine viene fuori che... però io mi ricordo all'indomani della tragedia del Ponte Morandi, mi ricordo Di Maio che disse: rivedremo tutte le concessioni, anche le acque minerali. L'ha detto un giorno solo. Quindi, sì, no, però hai capito, cioè, quindi voglio dire, nel senso, cioè, non è che le uniche concessioni che non rendono quello che dovrebbero in questo paese sono quelle del demanio balneare. Quindi insomma la questione è abbastanza complessa. Noi peraltro come Confapi sediamo al tavolo del Ministero del Turismo della Santalchè, insomma c'è il collega Dalcin che peraltro è di Jesolo. Ovviamente le gare sono inevitabili, giustamente l'analisi che faceva il Presidente Ciambietti è giusta, ovviamente questo serve per scavallare le elezioni europee, quindi poi ci sarà una nuova commissione e si vedrà qual è l'orientamento politico e quale può essere la comprensione. Noi peraltro al tavolo del Ministero del Turismo sui balneari abbiamo avanzato delle proposte che ovviamente prevedono la messa a gara, perché chiaramente la direttiva Bolkestein non può essere ignorata. Ovviamente queste gare devono tener conto degli investimenti di chi già presidia quegli spazi di demanio, degli investimenti che ha fatto, del tempo che ovviamente ha presidiato quell'area e chiaramente con una serie di garanzie rispetto comunque a delle attività che insomma sono delle attività certamente redditizie, ma sono attività anche in capo a piccole imprese, spesso di natura familiare. Quindi ovviamente questa è una realtà che va tutelata. Tra l'altro la criticità rispetto a questa messa a bando generalizzata è che non tiene conto della specificità anche del settore turistico a livello regionale, perché le infrastrutture che ci sono sulle spiagge in Veneto e in Emilia-Romagna sono diverse da quelle che magari possono essere in Calabria, insomma cito così puramente a titolo d'esempio per comprendere il ragionamento. È ovvio che il Capo dello Stato nel promulgare il disegno di legge insomma, sulla concorrenza fa la notazione che aveva già fatto in precedenza nel caso del commercio ambulante, l'aveva già fatta per quanto riguarda appunto il demanio marittimo. Ovviamente c'è concorde giurisprudenza amministrativa, perché purtroppo tutti i ricorsi che sono stati fatti al TAR piuttosto che al Consiglio di Stato purtroppo sono andati diciamo la tesi per cui se c'erano delle ragioni per non mettere a bando europeo è risultata perdente. Quindi ecco, questa è sostanzialmente la nostra posizione. Le gare ovviamente andranno fatte, dopodiché chiaramente adesso ci si è presi del tempo. L'importante però è costruire un sistema di garanzia per le imprese che già operano, che operano adesso, che hanno investito, e questo insomma mi sembra assolutamente naturale e non vada contro i principi della concorrenza europea. Certo. Ecco, io vorrei ricordare soprattutto ai ragazzi, ai giovani, insomma, che la libera concorrenza significa affrontare gli avversari, i rivali, no? L'imprenditore che lavora in un campo ha sicuramente dei concorrenti, dei rivali, ad armi pari. Cioè, e questo in generale nella vita, non si può vincere una sfida facendo uno sgambetto all'avversario, no? Bisogna rispettarne la forza e con la propria forza, senza avere aiutini o trovare scorciatoie o trovare trucchetti, riuscire a raggiungere dei risultati. Questo è lo spirito anche dell'imprenditore, no, Presidente? Cioè, non si può pensare di annientare, e lì diventa concorrenza sleale, con qualche espediente, con qualche petardo, con qualche siluro. Chi fa lo stesso mestiere cerca legittimamente di raggiungere degli obiettivi, no? Questo mi sembra un principio importante per
per chi lavora in generale, no? Il principio della concorrenza è il principio fondante dell'economia di mercato che comunque insomma con tutti i suoi difetti ha garantito un livello di benessere al continente europeo. Ovviamente l'argomento, e qui ha ragione Fabris, quando poi parliamo di gare a livello europeo diventa un po' spinoso, perché chiaramente la concorrenza tra imprese ad armi pari di fatto non c'è, perché vi sono fiscalità diverse, tanti paesi europei hanno addirittura delle fiscalità privilegiate. Infatti insomma, molti conglomerati anche industriali italiani insomma, hanno trovato base fiscale più tranquilla insomma, in Olanda piuttosto che in Irlanda, esatto. Quindi di conseguenza una delle criticità dei cosiddetti bandi europei, calato poi nella realtà dei balneari, è che giustamente, essendo un business che senz'altro è un business profittevole, al di là di quanto poi andranno a pagare questa concessione, essendo un business profittevole, ovviamente gli interessi di società importanti che magari sono legati ad altri business dell'intrattenimento piuttosto che turistico, ovviamente possono aggiudicarsi paradossalmente interi litorali. E questo chiaramente alla fine non è detto che si risolva in un vantaggio poi per chi materialmente deve andarsi a noleggiare l'ombrellone, perché purtroppo le multinazionali operano sì in regime di concorrenza, ma hanno la tendenza a far valere la loro forza economica, che spesso, e qui mi collego a quello che diceva Ciambetti, si traduce anche in forza politica, perché prima diceva i lobbisti a Bruxelles sono molto più strutturati, perché i lobbisti a Bruxelles hanno un grande portafoglio. Quindi è ovvio che la libera concorrenza è sempre astrattamente la cosa migliore, però ovviamente e a questo serve la politica che gestisce l'economia, ci vogliono tutta una serie di garanzie rispetto agli operatori. E qui torniamo poi al tema principale, che purtroppo in questo Paese, a seguito di tutta una serie di problematiche, sono anni che non si riflette su una seria politica industriale, quindi non si fa una riflessione di lungo periodo su dove vuole andare effettivamente questo Paese. Adesso, ripeto, tornando al tema dei balneari, si risolverà perché appunto ci sarà una certa procedura di infrazione e questo chiaramente comporterà un esborso economico importante per lo Stato, dopodiché vi sono anche delle tematiche connesse al PNRR, perché gli ambulanti e quindi il commercio ambulante è uno dei target del PNRR, quindi è una normativa che poi bisogna andare a fare per forza, non lo sono i balneari. Quindi di conseguenza è una situazione che si risolverà, ma ovviamente la speranza, e lo dico da imprenditore, è che si tenga conto di queste tematiche, perché ovviamente non si può consegnare al più forte economicamente un intero business. Sì, telegraficamente si parlava dei numeri, quindi dell'arrivo di 150.000. Purtroppo c'è un altro numero importante, è quelli che abbiamo rimpatriato, che sono 4.000. Quindi abbiamo raddoppiato comunque, perché prima stavamo a 2.500. Allora. Quindi chiaramente a questo punto lì siamo a uno snodo fondamentale, che poi sarà uno snodo che chiama alla prova la politica, perché a questo punto diventa un tema centrale per il futuro di questo Paese, come noi riusciamo a gestire questo fenomeno. Io rilevo che, l'ho detto svariate volte, perché noi siamo la comunità degli imprenditori fa accoglienza, perché se voi vedete specie in manifattura l'organigramma delle aziende, l'organico delle aziende, molti sono migranti. C'è sempre la questione diventa critica, perché chiaramente c'è tutta una gestione
che parte dall'identificazione fino alla determinazione se questa persona può stare o no in questo paese, che ha dei tempi estremamente dilatati, parliamo di anni. Quindi rientriamo sempre nella solita dinamica che c'è tutto un problema relativo alla gestione burocratica di queste persone. Chiudo semplicemente dicendo che però l'immigrazione è una sfida, ma l'altra sfida è la demografia in questo paese. Perché ricordo a tutti che in questo paese ha 16 milioni di pensionati e solo 24 milioni di persone che lavorano e le rette stanno convergendo. Per cui chiaramente vuol dire o traiamo opportunità da quel che succede oppure stiamo passivamente a vedere che cosa succederà. O cerchiamo